Scusi, ma cosa sta facendo? Sto mettendo un sasso perché questa signora sicuramente è una signora che ama gli animali. Mi sono fermata una domenica, lei era qua con il suo cagnolino e gli ho portato un sorriso. Ci sono le pietre di inciampo, quelle che l'uso ebraico pone sulle tombe dei giusti, ed ora anche i sassi del sorriso di Deborah. Volontaria di un gruppo di recupero cani, l'idea gli è venuta proprio durante un appostamento. E ho detto cosa potremmo regalare alle persone in questo momento così duro della vita dove abbiamo perso il sorriso, abbiamo perso l'abbraccio, abbiamo perso il contatto, da strappare proprio un sorriso e da far sapere che insomma ci siamo e che ci sono ancora delle belle cose che magari non costano niente. Così ha preso un pennarello e un sasso, al quale se n'è aggiunto un altro e un altro ancora, per quelli che sono diventati dei piccoli ma tanto attesi regali. Ne faccio 5 al giorno, oggi ne faccio 5, domani salto, ne faccio dopodomani altri 5. Ne abbiamo messi giù già una trentina. I sassi finiscono tutti a chi ama e adotta animali. Scrivo una frase, naturalmente copiata o comunque letta da qualche parte, che porta e strappa un sorriso. Ma fanno anche riflettere, come questa che Deborah ha voluto depositare davanti al Duomo di Castelfranco. Penso che gli animali per noi siano una scuola. Se noi imparassimo ad osservarli, molto probabilmente si sarebbe sicuramente in un mondo migliore. Un piccolo gesto subito replicato. A Castelfranco c'è una ragazza che appunto ha detto che pittura anche lei i sassi e insomma sì, c'è più di qualcuno che ha preso l'idea. Ma non aspettatevi mai i sassi di giorno. Ti li porta la sera quando è buio proprio per fare una sorpresa, perché la persona si ritrovi il sasso la mattina e il buongiorno inizia dal mattino.